Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e buongiorno anche, dovrebbe essere già collegato con noi, al nostro ospite con il quale converseremo questa mattina. Si tratta di Piero Laporta, che vedo già collegato e che ringrazio per la disponibilità. Piero Laporta è stato un generale, ha avuto una lunga carriera militare, è capo di Stato Maggiore del Centro Alti Studi per la Difesa, ha lavorato all'Ufficio di Politica Militare e Strategia Globale dello Stato Maggiore della Difesa. Dal 94, lo racconta lui stesso, si è dedicato alla pubblicistica, senza confinarsi nei temi militari. Ha collaborato con numerosi giornali e riviste, ha scritto diversi libri, lo trovate tutto quanto nel post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà. E quest'oggi, intanto buongiorno, dottor Laporta, e grazie per essere con noi. Non so se la sentia, non riesco a sentire la sua voce, ma magari è una questione solo di attivazione del microfono. Intanto comincio col dire che oggi parleremo di, in realtà, 3 libri. Io ne ho letti 2, ma lei ne ha scritti 3, relativi alla vicenda di Aldo Moro. Non è una rilettura o la solita rilettura della vicenda Moro, c'è credo una biblioteca intera di volumi dedicata a questa questione. Lei propone in questi 3 libri una chiave di lettura molto diversa dalle solite. Perché? Perché cerca di partire dai fatti e mette in fila i fatti documentati e trascurati di questa vicenda, della quale molti credono di sapere tanto, ma si sa per la verità ciò che è stato voluto far sapere alla pubblica opinione. Il primo libro si intitola Raffiche di bugie a Via Fani. Stato e Brigate Rosse sparano su Aldo Moro. In questo libro ci sono tanti elementi che credo il grande pubblico non conosca, e ce ne sono almeno due verità che stravolgono la narrativa ufficiale di Via Fani. Primo, Aldo Moro fu torturato, ebbe 4 costole rotte. Secondo, in Via Fani c'era esplosivo ad alto potenziale, addirittura superiore per impatto a quello che fu l'esplosivo usato per la strage di Bologna dell'80. Poteva uccidere almeno 300 persone, e queste verità sono state nascoste a 8 corti d'assise che si sono occupate della vicenda, a 4 commissioni parlamentari, alle parti civili, alla pubblica opinione, e naturalmente sono state nascoste dalla Procura di Roma innanzitutto. Nel secondo libro, infatti, i magistrati sono il focus nel mirino, diciamo così, dottor Laporta. Omertà e bugie su Aldo Moro, magistrati sotto accusa. Lei ha coniato una parola che poi ci spiegherà, il togalitarismo. Vale a dire, come scrive Paolo Guzzanti nella prefazione a questo secondo libro, lei ha messo in fila, dottor Laporta, delle scoperte concrete sul piano investigativo, come dicevo prima. Ha messo in luce fatti che sono stati occultati perché ignorati innanzitutto dalla magistratura, e questo, scrive Paolo Guzzanti, è un fatto terribile, incontrovertibile, documentato, che mette lo Stato di fronte alle proprie responsabilità. Magistratura e Stato tentano di ignorare, per esempio, anche la decrittazione dei messaggi anagrammati. Questa è un'altra parte del suo primo libro, in particolare, Raffiche di bugie a Via Fani, dove si anagrammano i messaggi di Aldo Moro, con i quali, anagrammi, Moro disseminava le lettere destinate al mondo esterno, dando informazioni e anche notizie geografiche sulla sua prigionia. Lei individua anche il dove Moro fu in realtà tenuto prigioniero, in Toscana, a Pontassieve. Poi ci spiegherà come, anche in maniera un po' fortuita, ha fatto questa scoperta. Il terzo libro che lei ha dedicato alla vicenda è ancora più chiaro fin dal titolo. Mi perdoni questa un po' lunga introduzione, ma voglio citarli tutti e 3 questi libri. Anagrammi di Moro e togatisti rossi, si intitola il suo ultimo libro. Il golpe delle toghe rosse in Via Fani. Non c'è bisogno di interpretare, perché il golpe delle toghe rosse è una espressione piuttosto chiara. Questo libro, nel quale lei analizza e anagramma i messaggi di Moro, appunto, dimostra che Aldo Moro non era in Via Fani il 16 marzo, quando ci fu la strage della sua scorta. Fu prelevato tramite un'operazione militare sofisticata,
Negli anagrammi di Moro viene fuori la storia dell'elicottero, poi vedremo meglio. Fu torturato e tenuto prigioniero in una sorta di gulag toscano e fu ucciso non dalle Brigate Rosse, ma da una congiura che coinvolse vertici politici, servizi deviati e quella che lei definisce la casta appunto delle toghe rosse, dei togatisti rossi. Ho parlato fin troppo per introdurre, poi andremo mano a mano nel dettaglio, Tornaporta, ma voglio anche sottolineare che entrambi i libri che io ho letto, il terzo non l'ho ancora letto, questo che ho appena citato, Anagrammi di Moro e Togatisti Rossi, ma sia Raffiche di bugie che Omertà e bugie hanno due bellissime introduzioni oltretutto. Il primo testo come ha un'introduzione di Antonino Galloni e il secondo, lo citavo prima, di Paolo Guzzanti. Tornaporta, da dove vogliamo partire? Poi se lei è d'accordo, io sono talmente stato rapito a mia volta, per usare una parola a sproposito in questo caso, da questi due libri che ho letto, che le proporrei un'andatura un po' così rapsodica, per così dire, perché mi sono segnato tanti punti, ciascuno dei quali può fornirci elementi di conversazione anche interessanti, interessantissimi per chi ci ascolta. Le lascio la parola per una introduzione generale e poi, se lei è d'accordo, io le sottopongo i punti che mi hanno particolarmente colpito. Sono tantissimi, dovremmo star qui delle ore, però cercherò di essere sintetico. Alcuni li ho già citati prima, no? Alcune delle verità nascoste, talmente clamorose, mi viene da dire, dottor Laporta, che sembra incredibile che non siano state considerate né dai giornalisti che dovevano fare il loro mestiere, né dai magistrati, oltre che dai politici. Tra l'altro, e qui concludo veramente, il suo secondo libro lei lo ha inviato a una quantità di giornalisti, di esponenti politico-istituzionali di primissimo piano, Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone, la Presidente della Corte di Cassazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, il Presidente della Camera Fontana, il Procuratore Generale di Cassazione, il Presidente del Senato La Russa, il Direttore di Italia Oggi Magnaschi, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, Paolo Mieli, Federico Mollicone, deputato, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Alessandro Sallusti, Mario Secchi, Marco Travaglio, Piero Sansonetti. Qualcuno le ha risposto? Laporta, qualcuno si è dato la pena di risponderle, di dire cosa ne pensa del suo libro? Credo che non stia funzionando il microfono del Ecco, dottor Laporta. dottor Laporta, io credo che il suo microfono non stia funzionando. Va sbloccata l'icona, credo, dell'attivazione del microfono, perché è importante già che lei mi abbia sentito, però dobbiamo sentire lei. Spero che questa cosa si possa risolvere facilmente. È il suo microfono, mi dice la regia che probabilmente è il suo microfono che va attivato. L'iconcina, diciamo così, credo che sia in primo una piano. Canzone nel frattempo... Facciamo un piccolo stacco e poi ci risentiamo una volta risolto questo piccolo problema.
Rieccoci in onda, forse ce l'abbiamo fatta. Allora io ridò il benvenuto e ringrazio il dottor Piero Laporta. Grazie a voi, grazie a voi. Ecco, allora abbiamo in qualche modo risolto il problema audio. Stavo chiedendole, dottor Laporta, prima di entrare, se lei è d'accordo nel vivo dei suoi libri, i 2 che ho letto, ma ho citato anche il terzo perché è molto importante e va a completare gli altri 2. Qualcuno le ha risposto degli alti vertici della Repubblica, da Presidente del Consiglio? Guardi, nessuno ha risposto, nessuno. Mm. Anzi, io le posso dire che ma non c'è distinzione tra destra e sinistra. Maurizio Belpietro, direttore della Verità, ha posto il veto sulla porta. Mario Secchi, sollecitato personalmente, non ha risposto. Dietro la vicenda di Moro c'è una porcheria trasversale che fa cadere la Repubblica, lo dico tranquillamente, perché non si comprenderebbe diversamente questa totale omertà di Stato, omertà ad altissimo livello politico, che parte dal Quirinale, omertà dei magistrati, omertà dei giornalisti, omertà degli intellettuali. Sono state dette delle castronerie totali su 10 scappati di casa che compiono un'operazione militare perfetta in via Fani, degna delle migliori forze speciali, e vengono spacciati come autori, lo ripeto, 10 scappati di casa. No, ma tra l'altro, dottor Laporta, 10 scappati... Completo una cosa. Sì, prego. Dopo, questi 10 scappati di casa sono tutelati dallo Stato, pagati, sono pagati e premiati dallo Stato. L'unico che sconta 42 anni di galera, sì e no, uscendo fuori e dentro, è il povero Mario Moretti, che evidentemente ha commesso un errore imperdonabile. Ma lei immagini una Adriana Faranda che ha fatto danni inenarrabili allo Stato, enormi, non ha pagato una lira di danni civili. Ma l'Agenzia delle Entrate è stata frenata dalla CIA, dal KGB? No, l'Agenzia delle Entrate non entra in gioco perché innanzitutto è la Corte dei Conti a omettere atti d'ufficio e a non chiamare ai danni i brigatisti. Quindi la mano è italiana, come lei sostiene nei suoi libri, no? Qui non tiriamo in ballo a sproposito la CIA. Tra l'altro, sulla CIA c'è tutta una ricostruzione documentale che lei fa interessantissima, e sul KGB pure, ma ci arriviamo. Quindi il problema è italiano in primo luogo, lei sostiene. Ma certo, lo scopo era bloccare la strada del Quirinale a Moro. Hanno chiesto aiuto ai sovietici, i quali si sono ben prestati e poi hanno fatto gli interessi loro. Hanno torturato Moro e hanno messo le mani nella cassaforte del Ministero della Difesa e poi, quando ha fatto loro comodo, lo hanno lasciato libero. Non lo hanno ucciso loro. Ecco, tra l'altro, proprio nei giorni del sequestro, lei documenta, viene portato via dal cassaforte del ministro della Difesa, sostituito ad hoc, verrebbe da dire, no? Perché il ministro della Difesa, in seguito a uno scandalo, viene sostituito e entra in scena Attilio Ruffini Andreottiano. Questa è una buona congettura. Scompare questo documento riservatissimo che ha a che fare con Stay Behind, l'organizzazione alla quale era a capo un altro amico di Aldo Moro, Vito Miceli, che sarà travolto dal fango anche lui, per quanto indagato, eccetera, poi assolto definitivamente dopo tanti anni. Il suo accusatore
quindi che avrebbero dovuto essere punito. Gianadelio Maletti, un altro dei vertici dei servizi segreti italiani, se ne sta tranquillamente invece fino alla morte in esilio. Ricco, muore ricco Mm. e indisturbato in Sudafrica, nessuno gli toglie il grado. Guardi Ecco. che hanno tentato di togliere il grado Sì. ad Antonio Pappalardo per una stupidaggine, ci hanno provato e non ci sono riusciti, ma nessuno ha tolto il grado a un infame come Gianadelio Maletti. E capisce che, e io lo ripeterò sino alla nausea, non c'entra in queste porcherie. E hanno fatte tante, la CIA e KGB, ma in queste porcherie non c'entrano nulla, è lo Stato italiano al suo più alto livello. Ecco, stavo dicendo, dal cassaforte del ministro della difesa opportunamente sostituito, no? Dal giro di Moro al giro di Andreotti, il ministro della difesa si fa portare via, mettiamo così, incredibilmente, senza effrazioni apparentemente, un documento riservatissimo che riguarda la rete Stay Behind, dalla quale poi c'era l'organizzazione Gladio, cioè un'organizzazione della NATO. Il documento evidentemente interessava ai sovietici più che altro, perché quelli della NATO lo conoscevano benissimo. E poi ricompare. Guardi, l'ufficiale di collegamento che era nell'ambasciata americana a Roma aveva la copia esatta, spiccicata del documento che si dice sia sparito. In realtà, guardi, io poi ho riflettuto. Paolo Inzerilli ha dato un segnale quel giorno, ma non ha detto tutta la verità, perché nella sua intervista a Maria Rosaria Calabrò egli parla del dossier Stay Behind, però chi ha la conoscenza tecnica di questi fatti sa che il dossier Stay Behind non è certamente il più importante nella cassaforte del ministro in quel momento. Ci sono tutti i piani segretissimi NATO, ci sono i piani logistici in caso di guerra, ci sono i piani per esfiltrare le altissime autorità dello Stato in caso di attacco, sono tutti i piani, ma soprattutto, ecco qua, ci ho riflettuto dopo, i sovietici in quel momento erano interessati a conoscere gli esiti delle discussioni a Bruxelles sulla collocazione degli euromissili. Era quello il punto focale. E Moro ha resistito eroicamente. Montanelli e Spinelli gli dettero del codardo, vivi. Aldo Moro ha resistito eroicamente alla frattura della prima, della seconda, della terza, della quarta costola e alle torture elettriche che sono devastanti. E quei mascalzoni che hanno fatto l'autopsia non hanno ispezionato il cavo orale che avrebbe denunciato le torture elettriche. Capisce a che punto di schifo è precipitato questo paese? Ecco, lei lo documenta, lo scrive nero su bianco. E a proposito di questo, ma anche di quello che lei diceva prima, 10 sciagurati brigatisti rossi, che fanno un racconto loro stessi, non è che se lo inventa qualcun altro, loro stessi fanno un racconto di come sono andate le cose in Via Fani, che ha dell'incredibile, ma anche di come sono andate prima, cioè dicono che hanno fatto questa operazione di altissimo profilo, neanche preparandola quasi, abborracciandola. Se non gli riusciva quel giorno lì, si sarebbero ripresentati il giorno dopo finché non avrebbero preso Aldo Moro e la sua scorta. Hanno fatto 4 provette in un giardino di Velletri con 2 macchine. No. Una sola prova. Basta quel racconto per capire che Valerio Morucci di queste operazioni... Ma poi mi scusi poi, dottor Laporta, ma Valerio Morucci contemporaneamente è brigatista e agente del SISDE, ma può darsi una roba del genere? Di Mario Mori. È questo, e nessuno indaga su questo.
Nessuno indaga, cazzo. Ecco, il racconto di questi sciagurati qua, di questi personaggi, come lei dice, per esempio, comprende un tamponamento, no? Io parto dal preambolo del suo primo libro, Raffiche di bugie. Fin da subito il tamponamento fra le auto, l'auto dove c'è Aldo Moro, l'auto dei brigatisti e poi c'è una. Questo tamponamento non è mai esistito, no? E la storia dell'elicottero la introduce perfino Mino Pecorelli, no? Perché Mino Pecorelli, subito dopo gli spari, compare un elicottero bianco senza insegne nel cielo di Via Fani. E Mino Pecorelli scriverà sulla sua rivista, farà una brutta fine anche lui, perché gli chiuderanno la bocca, ma non saranno andati in elicottero a deporre Moro. Esatto. Ma il tamponamento è un'invenzione di sana pianta della questura di Sigfrido Ranucci. Rai Report fa un'inchiesta su Moro e afferma che in Via Fani ha operato la CIA e c'è stato un tamponamento. È evidente, ci sono le fotografie, non c'è stato nessun tamponamento. Ora, come fa Sigfrido Ranucci a dire che gli hanno fatto l'attentato a causa delle sue inchieste su Moro? E la sua inchiesta è farlocca. Allora, il primo capitolo del suo primo libro, Raffiche di bugie, si occupa proprio di questo, no? Del fatto che bisognava in tutti i modi legittimare una tesi, che dietro le BR c'erano solo le BR e ci sono soltanto le BR e non c'erano altri. Fin quanto campa Cossiga questa tesi sta in piedi, poi si scioglie come neve al sole. Però dietro le BR non c'era la CIA, come molti dicono, e come lei questa cosa la smentisce in maniera inoppugnabile. Nel secondo libro ho portato 6 prove documentali, non chiacchiere da bar, prove documentali. Tra l'altro una delle prove è fornita dal giornale L'Unità del Partito Comunista Italiano. 6 prove documentali che gli Stati Uniti volevano Aldo Moro vivo. Carter scrive a Cossiga, non badi bene, non al Presidente del Consiglio Andreotti, ma a Cossiga: devi trattare e pagare per salvare Moro. E questa comunicazione avviene 8 giorni dopo che Piersanti Mattarella, numero 2 della corrente morotea, quindi il figlioccio di Moro, Bruto per Cesare, Piersanti Mattarella per Moro, afferma davanti al console generale a Palermo che Moro non potrà, e sono passati solo 20 giorni da Via Fani, afferma che Moro non potrà più essere né Presidente del Consiglio né Presidente della Repubblica. Perché? Appunto. Perché? La risposta a questa domanda è la chiave di tutto questo schifo. E nessuno ha indagato su questo, nessuno. No, ma perché giustamente lei osserva, e io da cittadino concordo con la sua osservazione, che questa cosa qui di dire ma lui non potrà mai fare comunque più, era ancora nelle mani dei rapitori, ma non potrà mai più fare il Presidente del Consiglio né della Repubblica. E giustamente lei scrive, ma per quale motivo? Anzi, se fosse tornato indietro, liberato, gente in buona fede lo avrebbe a maggior ragione nominato Presidente della Repubblica o del Consiglio, no? Quindi costoro sono nemici di Moro. Ecco, torno alla questione militare, no? Perché nel primo libro e nel capitolo che citavo iniziale, lei fa una ricostruzione molto precisa degli aspetti militari dell'operazione di Via Fani che sono stati completamente negletti, cioè trascurati. E addirittura cita una testimonianza interessantissima che ha offerto alla commissione Fioroni, quindi in tempi più recenti, una delle tante commissioni di indagine parlamentare sulla vicenda Moro, l'ultima Fioroni,
Bassam Abu Sharif. Costui non dirà molto a nessuno, ma è uno dei terroristi palestinesi più esperti, no? Un professionista del terrorismo, il quale dice papale davanti ai senatori e ai deputati della commissione d'inchiesta: le Brigate Rosse non hanno rapito Aldo Moro, non avevano la possibilità di uccidere 5 guardie del corpo senza che Aldo Moro venisse ferito, perché se Aldo Moro era su quella macchina lì si sarebbe sicuramente ferito e avrebbe recato tracce che non ha di sangue delle altre vittime. E oltretutto ammazzare una persona in quelle condizioni su un'auto vuol dire ammazzare 2 persone lasciandone in vita un'altra senza schizzi di sangue, vuol dire essere altissimi professionisti, come dice il terrorista palestinese, che lo fa per mestiere quella roba lì. Esatto, e invece 2 storici che non capiscono nulla di queste faccende, Paolo Persichetti e Alessandro Barbero, sostengono che siano stati solo i brigatisti rossi, 10 scappati di casa a fare quell'operazione, e gli danno credito, nessuno indaga. Tra l'altro questa versione prevederebbe un Aldo Moro glaciale, immobile, mentre le pallottole corrono dappertutto intorno a lui. 17 pallottole sulle 2 persone eliminate, 94 in tutto. No? E lei, dal punto di vista della tecnica militare, sottolinea un'altra cosa, poi dobbiamo fermarci per un paio di minuti, ma sottolinea che ci sono sulla scena di Via Fani degli sparatori assolutamente non professionali ed incapaci, perché sparano per terra, si sparano tra i piedi, e verrà documentato dalla polizia scientifica a caldo, dopo un'ora, degli spari addirittura sul palazzo di fronte fino al primo e al secondo piano. Quindi ci sono degli sparatori non professionali o dei depistatori super professionali e degli killer invece estremamente precisi che fanno fuori la scorta di Moro. Tra l'altro la scena prevederebbe appunto un Moro che rimane assolutamente immobile durante i 60-90 secondi della sparatoria. Una persona normale, come certamente era Moro e come tutti noi, fa difficoltà a rimanere immobile. Oltretutto in una situazione del genere i riflessi, diciamo, corporei ti portano ad avere a lasciarti andare, no? Ad avere delle reazioni molto forti. Invece Moro rimane incredibilmente glaciale come James Bond, lei racconta. Non si trovano i rilievi dattiloscopici di Moro sull'auto, la Fiat 132, sulla quale viene trasbordato. Insomma, la scena, lei dice, dal punto di vista militare ci racconta dei professionisti. Non li cercano. Le chiedo un minuto di pausa, poi ci ritorniamo subito in onda. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Allora, rieccoci in onda con Piero Laporta, raffiche di bugie a Via Fani, omertà e bugie su Aldo Moro, magistrati sotto accusa, e anagrammi di Moro e togatisti rossi, il golpe delle toghe rosse in Via Fani. Senta, dottor Laporta, io sto affastellando tanta roba, ma è impossibile materialmente. Chi ci ascolta fa prima a comprarsi i libri, a leggerseli, perché sono densi, pieni di notizie, di fatti, di riferimenti. Dicevo prima, dobbiamo escludere fatti alla mano e dati alla mano che dietro le BR ci siano solo le BR. Non è affatto vero. Le BR sono l'ultimo anello della catena e i più sprovveduti. E non sanno neanche tutto. Non sanno nemmeno che se va male, e questa è una cosa incredibile che emerge dalla documentazione e sparisce dagli atti e dalla memoria collettiva, se l'operazione dovesse andare male, lì c'era pronta una macchina piena di esplosivo 2 volte la strage di Bologna dell'80. E sarebbero finiti esplosi anche loro, ovviamente, per cancellare tutto quanto, no? Questa storia dell'esplosivo la dice e la racconta in primis il procuratore di Roma a caldo, no? Dopodiché questo esplosivo viene distrutto per ordine di un pubblico ministero che così impedisce che si capisca che esplosivo è, se è riconducibile ad altre organizzazioni terroristiche che usavano quell'esplosivo, da dove proveniva e chi l'aveva messo lì. Insomma, quel esplosivo scompare. Ma le sembra possibile una roba del genere? Quando questo fatto l'ho denunciato alla Procura di Perugia, hanno archiviato, il PM ha chiesto l'archiviazione, il GIP ha archiviato senza udienza, senza ascoltarmi, e in pratica mi hanno dato del visionario. Ma lei ha letto il provvedimento di archiviazione? L'ho pubblicato nel terzo libro. E cosa dice? Dice una marea di stupidaggini. Perché anche se io avessi scritto tutte falsità nei 3 libri, rimangono 3 fatti incontrovertibili. Le costole rotte che sono state nascoste a 8 corti d'assise. L'esplosivo, la cui presenza è stata dichiarata non dal mio panettiere o dal mio meccanico, ma dal procuratore capo di Roma davanti a testimoni, il procuratore capo Vanni De Matteo, e l'agenzia AGI riporta la sua dichiarazione nel cablo delle 12.08 del 16 marzo 1978. È un fatto acquisito. Ora avrebbero dovuto indagare su questo. C'è un'omissione che è grande quanto una casa. Il terzo fatto, di cui non vogliono assolutamente parlare, è che il venerabile Licio Gelli è un agente del KGB. E questa è un'altra delle cose clamorose che lei ha documentato in maniera precisa nel suo secondo libro, Omertà e bugie. Su questo, perché sta venendo fuori una cloaca incredibile. E per sentenza il compagno Licio Gelli è uno dei mandanti della strage di Bologna. Sì. Però lo hanno condannato post mortem. Mi lasci concludere. Abbiamo 8 processi ai brigatisti che sono nulli. Il processo di Bologna che è nullo. Chi paga tutte queste spese? Ecco, perché Licio Gelli entra, capitolo 8 del suo secondo libro, Omertà e bugie su Aldo Moro, in questa storia? Ce lo vuole raccontare in dettaglio, dottor Laporta? Perché questo è un capitolo centralissimo. Perché Licio Gelli entra in questa vicenda Moro? Ma guardi, è stata una sorpresa anche per me. Quando ho iniziato, io scrivo il primo libro, nel quale parlo solo delle costole rotte e delle esplosioni, e mi aspettavo che fosse sufficiente perché un magistrato indagasse, ma manco per niente. Quando sono andato a scavare nella vicenda, mi accorgo che c'è un documento del 1951 che documenta
l'appartenenza di Licio Gelli al servizio segreto sovietico KGB. Ripeto, 1951. Tina Anselmi, a conoscenza di questo documento, lo ignora. Mentre la commissione Anselmi opera, chi ha compilato quel documento, il colonnello dei carabinieri Federico Vannucci Benincasa, capo del centro di controspionaggio di Firenze, viene messo sotto processo per favoreggiamento di Licio Gelli. Finisce in una bolla di sapone, ma tutto quanto viene portato nel dimenticatoio. Nel 2006 in Francia viene pubblicato un libro, mai tradotto in Italia, ma non del tutto ignorato in Italia. Vediamo se lo trovo. Il KGB al cuore del Vaticano, au cœur du Vatican, nel quale documentano che nel 1994 a Baku un quotidiano molto diffuso pubblica i verbali del KGB che inchiodano Licio Gelli non solo come agente operativo del KGB, non un fesso qualsiasi che collabora, che fa il medium, è un agente operativo ed è il collegamento fra il KGB e Cosa Nostra. Lei capisce che diventa un fatto non clamoroso, esplosivo. E allora io chiedo nel libro, nel 1994 noi abbiamo un'ambasciata a Baku, c'è un ambasciatore, c'è un ufficiale che è addetto militare, c'è un ufficiale che è collegamento dei servizi segreti. Questi hanno trasmesso in Italia le copie di quei giornali e se le hanno trasmesse a chi e chi le ha ricevute, che cosa ne ha fatto? 1994. Tra l'altro Gelli si vede la strada spianata verso i servizi sovietici da un personaggio assolutamente centrale, e qui torniamo anche al caso Moro, cioè Alexander Soldatov, sovietico naturalmente, è entrato nel KGB già nel 1940, soggiornante anche in Italia, il quale però da Beirut negli anni caldi, quelli della cosiddetta strategia della tensione, e a proposito di questa definizione c'è un altro capitolo molto interessante del suo libro nel quale si spiega come questa definizione sia di matrice britannica ma faccia anche gli interessi dei sovietici. Ecco, la strategia della tensione non è di matrice britannica, del Guardian. Viene suggerita, questo è un grande lavoro di uno studioso italiano, ma viene suggerita da due giornalisti italiani al The Guardian che nella settimana precedente Piazza Fontana diffamano l'Italia come fosse sul punto di un golpe militare. Io smentisco categoricamente, non c'è mai stato alcun pericolo di golpe militare. Colpi di sole, sì, colpi di alcol, colpi di sonno, ma colpi di Stato non ne sono mai stati. Ecco, comunque, questa strategia della tensione, terrorismo rosso e nero, ha una matrice ben precisa e sta a Beirut, no? Attraverso Alexander Soldatov, KGB, Unione Sovietica, che è colui che fa entrare Gelli a servizio dei sovietici. Ergo, conclusione, diciamo, la strategia della tensione, il cosiddetto terrorismo rosso e nero,
ha una matrice ben precisa. Per questo è rilevante il discorso su Gelli e Soldatov. Ha una matrice sovietica con interessi britannici. E quei camerieri che oggi si spacciano come traduttori dei documenti britannici, questi aspetti concreti non li hanno mai messi in evidenza. Ecco, faccio un salto indietro al primo libro. Parlavamo delle fratture alle costole, dell'edema cerebrale che praticamente non risultano analizzati a dovere nelle autopsie, anzi, tutt'altro, ma a un certo punto queste notizie finiscono sulla copertina dell'Europeo e in un articolo firmato da Roberto Chiodi, che lei interpella anche, no? Il 5 aprile del 79 questo numero dell'Europeo viene sequestrato e nessuno ne parlerà più. Non solo, ma guardi che è un'altra delle grandi porcherie di questo caso. Giuliano Vassalli, socialista, amico per la pelle di Sandro Pertini, che poi subentrerà al Quirinale dopo che hanno defenestrato Giovanni Leone in maniera eversiva. Bene, Giuliano Vassalli, legale della famiglia Moro, fa sequestrare l'Europeo. Dove c'erano le foto? Aspetti, però Giuliano Vassalli non spende una sillaba né in aula durante i processi, né davanti alle commissioni parlamentari che lo interpellano a proposito delle 4 costole notte. Beh, allora, l'Europeo viene sequestrato, di questa vicenda non si parla più. C'è un altro depistaggio su questa storia delle foto con le ferite da arma da fuoco sul presidente Moro. Questa storia viene fuori più tardi, nel 2016, commissione di indagine Fioroni, commissione di inchiesta parlamentare Fioroni. A parlare sono 2 monsignori, davanti ai quali lei scrive il Parlamento si genuflette, perché questo in particolare Monsignor Fabio Fabbri racconta di avere avuto per primo, e non si capisce a quale titolo, la foto con le ferite d'arma da fuoco del presidente Moro e di averla mostrata a un altro monsignore, deducendone però da un particolare di quelle ferite che Moro fu colpito da determinati colpi a raggiera intorno al cuore che erano la firma di un sicario dell''ndrangheta. Un depistaggio totale, lei documenta nel suo libro, Tornaporta. Allora, e come mai il Vaticano depista in questo modo? Infernale, perché innanzitutto nessuno dei consulenti della commissione Fioroni, magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria hanno sollecitato un provvedimento di arresto immediato, doveva essere arrestato quel monsignore perché aveva una fotografia di Moro che faceva parte degli atti di indagine e soprattutto era stato pure sequestrata con l'Europeo del 5 aprile 79. Chi ha dato titolo a questo agente del Vaticano di possedere un atto segretato? I consulenti, colonnelli dei carabinieri, ufficiali di polizia, magistrati, non fanno una piega. Dopodiché questo afferma che hanno sparato a raggiera intorno al cuore. E non è vero. Ho pubblicato una fotografia che dimostra che i colpi sono al di sopra della milza, mentre il cuore è al centro. Ora, il medico Giuseppe Fioroni, che presiede la commissione, ignora dov'è il cuore di un uomo?
È un po' difficile da credere, no? E poi per quale motivo però il Vaticano depista in questo modo? O perlomeno questi due monsignori, davanti ai quali i parlamentari non si fanno domande? Lo posso sospettare, ma non amo le congetture, io vado per fatti e documenti. Sì, infatti questo è un fatto. Ho un po' di sospetto, ma non mi va di soffermarmi sui miei sospetti. Ecco, a proposito di congetture, ce n'è una però molto concreta, perché ha a che fare con la certezza che i brigatisti avevano, con un mese d'anticipo, di dove poter tendere l'agguato al convoglio di Aldo Moro. Lei scrive, in sostanza, questa certezza gliela dà un Giuda, un traditore. Esatto, è stato quello che mi ha spinto all'indagine. Io questi libri non li volevo scrivere. Quando mi sono reso conto che questi sapevano da un mese che le due auto sarebbero passate per via Fani, allora ho detto, conoscendo come ragiona un maresciallo dei carabinieri, mio padre era un maresciallo dei carabinieri, Oreste Leonardi prende ordini in quel momento solo da un ufficiale dei carabinieri a lui noto e che ha un titolo per impartirgli ordini, ha titolo legale a impartirgli, non uno qualsiasi, deve essere un ufficiale dei carabinieri a lui noto e a lui sovraordinato. Chiamiamolo Tonino, per dire, ma lui Tonino lo deve conoscere, se no avrebbe chiamato la sala operativa. Invece questo Giuda maledetto ha mandato 5 uomini, 5 agenti nella macelleria comunista di via Fani e nessuno lo ha cercato. Oggi gode di una pensione di quasi 7.000 euro al mese e nessuno lo ha cercato. Nella stanza delle torture di Moro c'era un altro ufficiale dei carabinieri ed è facile da individuarlo perché Moro ci dice chi è e nessuno lo ha cercato. Dottor Laporta, la scena del crimine manomessa, la scena di via Fani. Vogliamo spendere 2 parole su questo punto, a partire da una cosa eclatante che lei documenta, ma non lo dice lei, lo dice un carabiniere. Arriva sulla scena un magistrato e butta nel tombino dei bossoli. Certo, con una pedata. Butta in un tombino, spinge con un tombino i bossoli che sono sulla destra della Fiat 130. E così dà agio di dire che sulla destra non c'è nessuno. È un magistrato che fa parte integrale della congiura e che badi bene, la procura di Perugia mi dice che quello è un reato prescritto. La procura di Perugia, un magistrato italiano e un GIP italiano mi dicono che quello è un reato prescritto. Non è un reato prescritto, perché è funzionale al compimento di una strage che è imprescrittibile. Quei 2 magistrati di Perugia hanno commesso una omissione gravissima di atti d'ufficio. Ecco, veniamo a un altro aspetto essenziale. Devo correre perché ci mancano 6 minuti alla fine di questa nostra conversazione. Un altro aspetto, per esempio, di cose che non tornano sulla scena del crimine, e a riguardo della scena del crimine c'è anche lo smarrimento delle foto scattate da un testimone e lo smarrimento dei rullini della macchina fotografica di Oreste Leonardi, che è una delle vittime, uno delle guardie del corpo di Aldo, o meglio, guardie del corpo, uno della scorta di Aldo Moro che viene ammazzato, no? Portati in procura e poi spariti. Quindi sono tante cose che non tornano. Mentre un'altra cosa eclatante è la ricezione del memoriale del brigatista agente del SISDE Valerio Morucci nel 1986 da parte di Cossiga. Cioè Morucci consegna a Cossiga un memoriale. Dopo ben 5 anni Cossiga lo consegna alla magistratura. E già questo iato temporale ha dell'incredibile. Ma quanto influì questo memoriale su... È un delitto. Il PM che ha ricevuto, non so chi sia,
ma il PM che ha ricevuto quel documento doveva immediatamente aprire un fascicolo per omissione di atti d'ufficio e depistaggio a carico di Cossiga. Perché non lo ha fatto? Sta di fatto che invece hanno indagato la signora Gabriella Pasquali Carlizzi, che ha cercato di ricostruire come nasce quel memoriale, no? Come? L'hanno perseguitata. Appunto. Lei cerca di ricostruire come nasce quel memoriale, un memoriale del tutto fuorviante, oltretutto, nel merito, no? Lei cerca di ricostruire come nasce questo memoriale attraverso una suora che faceva da portavoce tra l'onorevole Piccoli democristiano e i brigatisti del caso Cirillo. La suora viene perquisita, viene trovato il memoriale che poi finirà nelle mani di Cossiga attraverso Morucci, portato dalla suora a Cossiga. Ma le pare tutta una storia credibile questa qua? In una repubblica delle banane retta da criminali come la nostra, non è solo una storia possibile, è ben peggio. Come disse uno, è peggio che è verosimile. Ecco, altro punto, dottor Laporta, mi perdoni la rapidità, ma se lei è d'accordo magari possiamo sentirci anche domani mattina alle 10:30, perché questa roba va affrontata con molta precisione. Però c'è un altro fatto che lei racconta, e lo racconta anche Antonino Arconte, alias agente G71, no? Faceva parte di Gladio, agente segreto. Lui racconta una cosa che ha dell'incredibile, di essere stato inviato in missione il 2 marzo del 1978, cioè 2 settimane prima di Via Fani, in missione per ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Ma come si fa a parlare di liberazione dell'onorevole Aldo Moro 15 giorni prima della sua cattura? Ma lo chiedi a me? Cioè io voglio sapere se costui ha detto delle falsità. Cioè quest'uomo lo ha raccontato e ne ha patito anche le conseguenze, tutto sommato, no? E ha scritto anche un libro del quale poi parla. Di conseguenze dovevano metterlo in galera e buttare la chiave. Appunto. Non è successo questo. È scomparso però, lo hanno cancellato, non esiste. Tutto nebulizzato. Non solo, Mattarella, ministro della difesa, rilascia un'intervista e dice che Arconte non è mai stato militare. Dopodiché vengono fuori documenti che smentiscono Mattarella e nessuno gliene chiede conto. Se Mattarella rilascia un'intervista, lo fa a titolo personale, non può chiamare in causa neppure il suo staff, è una sua convinzione personale. Allora gli va chiesto conto. Come hai fatto a dire una castroneria del genere se c'è un documento che ti smentisce? Nessuno gli ha chiesto conto a Mattarella. Ma questa cosa rimane eclatante. Inviato in missione 15 giorni prima del rapimento del presidente per ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione di Aldo Moro, che sarebbe stato rapito 15 giorni dopo. Che devo dire? C'è poco da dire. Questo rafforza il fatto che i brigatisti sapevano da un mese, no? Che doveva passare da lì quel giorno lì, l'operazione era per quel giorno lì. Era chiaro, era prevista. Esatto. Ma era prevista da gente che fa parte delle istituzioni, perché sennò non mandi un agente segreto a fare questa operazione 15 giorni prima. Mi sembra elementare dedurlo, dottor Laporta. Questa lei mi sta tirando per i pochi capelli in una congettura e lo sottolineo 3 volte che è una congettura. Sì. Quando Vito Miceli, uomo fidatissimo di Moro, a ottobre del 74 viene arrestato, è chiaro che si crea una spaccatura all'interno dei servizi fra quelli leali alle istituzioni e fra opposti ai traditori. Probabilmente
Arconte è stato inviato in Libano da quelli leali, ma ripeto, è una congettura nella quale non mi voglio addentrare. Ma guardi caso quel Libano, Beirut, Soldatov, Gelli, quella roba lì. La centrale del terrorismo rosso e nero. Esatto. Però di matrice sovietica, KGB. Esatto. Con dissimulazioni attraverso il fascista Gelli, ma il fascista Gelli verrà condannato solo dopo morto, perché se ne muore tranquillamente a casa sua, guarda caso. Le BR non fanno dossier su di lui, non gli sparano, è protetto, diciamo così, anche da ambienti insospettabilmente di sinistra. Non è è un agente del KGB. No, appunto, è per quello. Il fatto che dovrebbe far impazzire. Appunto. Questo non fa un'ora di galera in Italia, la fa in Svizzera e viene subito rilasciato. In Italia non fa un'ora di galera, è tutelato dalle più alte autorità, è un agente del KGB e risulta essere uno dei mandanti della strage di Bologna. Il processo. Ecco, chiaramente se lei mi accosta il KGB alla strage di Bologna la bruciano subito, no? Ma guardi, faccia attenzione a un dettaglio. Le cose che io ho detto, le cose che io ho provato, le cose che io ho scritto, avrebbero dovuto far insorgere le parti civili. Le vittime, i parenti delle vittime, della vittima e delle vittime. Proprio ieri ho interpellato uno dei figli. Ho detto, ma tu vuoi sapere o no chi ha mandato tuo padre a morire? Risposta? Chi è l'ufficiale dei carabinieri il che Giuda. ha mandato tuo padre a morire? Il Giuda. Sto ancora aspettando la risposta. Ecco, appunto, risposta è inquietante, a dir poco. Senta, dottor Laporta, noi ci dobbiamo salutare, ma se lei è d'accordo ci risentiamo domani mattina, abbiamo mezz'ora, dalle 10:30 alle 11, perché vorrei toccare anche tanta parte del secondo libro e la questione degli anagrammi. Per parafrasare Cossiga, in modo artigianale lei li ha decretati. Comunque, io per il momento la ringrazio. Ci diamo appuntamento allora domani mattina alle 10:30. Grazie a Piero Laporta, omertà e bugie su Aldo Moro, magistrati sotto accusa, raffiche di bugie a Via Fani e anagrammi di Moro e togatisti rossi. Sono i 3 libri che trovate su Amazon. Buona prosecuzione di ascolto a tutti.